170 euro che sto andando avanti, non lo so cosa devo fare io. Mio figlio è celiaco, sto andando al comune, sto andando da tutte le parti, io non ce la faccio più a vivere. O mi devo impiccare o mi devo sparare, due sono le cose. Non ce la faccio più. Loro a Cosenza tutti i dottori mangiano, bevono, fanno quello che vogliono. Ecco, scusi, non posso andare più avanti. Senta, si è rivolto al sindaco di Cosenza, Mario Chiudo? Allora, ho parlato Acri, lei di Acri? Acri. Ma Acri non era già il Trematerra? Sì, il sindaco si è dimesso? Sto andando al comune per un buono, un buono di legna, un buono per mangiare. Nessuno mi dà retta. Soltanto che io non ce la faccio più a vivere, perché a me un occhio è perso completamente. Guardi, me la segnalate con Trematerra questa cosa anche legata all'europarlamentare? Non ce la faccio più, signor Presidente, non ce la faccio più. Io 270 euro dopo che mi hanno incecato a Cosenza, che mi hanno incecato a Cosenza. Nel frattempo che era così mi hanno fatto il naso e l'altro occhio. Grazie, l'ha già detto. Grazie, guardi, ascolti, sta parlando dell'articolo 21, sia sereno. Ok, pronto un'altra. Pronto, Presidente, questo dello stato di bisogno di tante famiglie che vivono in queste condizioni è un altro problema serio. Una tristezza sentire dire certe cose. Pronto? 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 Buonasera e poi risponde, Presidente, prego. Buonasera. Prego, da dove chiama? Sì, io chiamo da Petronà, sono Bolotta. Prego, da Petronà, prego. Sì, volevo fare due domande al Presidente. Una domanda velocemente. La ringrazio personalmente per essere intervenuto qui direttamente. Volevo chiedere, per quanto riguarda il sistema museale, io ho avuto modo di collaborare come volontario al Museo dell'Università della Calabria, il Museo di Paleontologia, diretto dal professor Franco Russo. Volevo chiedere, ho avuto modo personalmente pure di contattare l'assessore Caligiuri. Come giunta regionale, in merito, è stato fatto qualcosa? Grazie, stop. Basta, no, così non ce la facciamo con i tempi. Presidente, allora partiamo subito dalla bambina di Corigliano, anche per l'emergenza, poi passiamo a questo signore, all'anziano. E poi... Credo che questo sia un caso, non vorrei sbagliare, che forse è già stato... quello della bambina? Quello della bambina, non vorrei sbagliare... anche, diciamo così, trattato dalla trasmissione telecamere. Sì, questo caso, esatto. E quindi purtroppo in questi casi, conosco un po', vagamente mi hanno spiegato un po' Lei parla della responsabilità di medici che... Sì, qua poi... subentra il penale. Purtroppo a poco serve poi, una volta che si crea un problema così serio, un danno, andare a capire il perché. Il danno c'è, certo, poi rappresenta una soddisfazione ma parziale rispetto invece al problema reale, e quindi qui bisogna capire le responsabilità e cercare di risalire appunto a chi ha avuto, magari se c'è stata negligenza o disattenzione, anche se in questo caso, insomma, che quel caso, se quello è il caso di telecamere, è chiaro, bisogna essere attenti a ogni valutazione. Quando parla dei medici messi dalla politica, lì invece cosa dice? Ma lì questo è il grande limite che oggi dobbiamo registrare in Calabria, perché la politica può anche dare un contributo, ma se la politica dà il contributo, intanto noi ancora oggi non abbiamo fatto, mi pare, primario, non abbiamo fatto niente, quindi tranquilli tutti, di qui a un anno e mezzo, voglio dire, da qui da un anno e mezzo a questa parte, mi pare di capire non ci siano state procedure di questa natura. Però quello che io continuo a sostenere con i manager e che credo sia importante è riuscire a mettere i migliori uomini che presentano domanda nei posti strategici. Questo è il messaggio che io continuo a ribadire. Non ho, secondo me, per me non è importante avere un primario che poi mi porta il consenso, perché il consenso a me lo porta un primario che viene apprezzato e che la gente sa è stato scelto nel periodo della mia amministrazione, perché altrimenti il primario ti porta il consenso che è un consenso ridotto, è un po', diciamo così, quella politica che riesce a pensare in piccolo rispetto alla politica che riesce a pensare in grande. Se tu, anziché soddisfare il bisogno di poche persone,
riesci a mettere in campo strategie e risposte che coinvolgono molte più persone, parte della comunità, è chiaro che il risultato nel tempo, non subito, è un risultato che poi ti premia. Quindi questa è un po' la filosofia che guida la mia amministrazione, che ha sempre guidato il mio agire amministrativo. Poi è chiaro che ci troviamo di fronte a situazioni in cui effettivamente ci sono delle grandi carenze, e quando la signora diceva il Bambino Gesù, non è detto che oggi, con questa idea che porteremo in Calabria attraverso il coinvolgimento del Bambino Gesù, possa trovare su Catanzaro, nella situazione del dramma e della difficoltà che vive qua, anche una parte delle risposte. Il signore che ha perso l'occhio poi, a Cosenza, e l'economicità che... Lì la situazione purtroppo difficile, drammatica sul piano anche familiare, nel senso delle difficoltà che lui evidenziava. Magari sia contattando l'amministrazione che magari tramite articolo 21 vediamo se ci sono degli strumenti che ci consentono di dare risposte. In questo momento è una situazione difficilissima, per carità, quindi guai a dire, però insomma, bisogna capire se ci sono anche, diciamo, elementi che possono dare una risposta ulteriore anche lui stesso, attraverso anche l'aspetto, diciamo, perché 270, quindi l'invalidità, capire, insomma. È chiaro, la disperazione poi non aiuta nessuno e porta anche a certe affermazioni che non sono... Senta, poi diciamo così, il contributo casa. C'era ancora... Sì, no, le do, faccio per lei ricordo... c'era quello degli stabilimenti balneari. C'era Soverato, Lidi. Stabilimenti balneari. Partiamo dai stabilimenti balneari. Ecco, allora. Qui dovremmo, abbiamo credo chiuso in maniera definitiva, dovremmo avere l'autorizzazione delle risorse e quindi potremmo, spero, partire rispetto a questa graduatoria, quindi la signora potrà avere Ferrovie. risposta. La Ferrovie Ioniche, qui siamo di fronte a un problema del disinteresse generale del governo nazionale e di fronte Lei ha fatto una forte protesta in merito a questo? Sì, noi abbiamo fatto una protesta, adesso stiamo andando al ministro Passera per ottenere le risposte, perché mi dice il ministro che ci saranno delle risposte importanti, o comunque un'apertura importante verso la Calabria, lo valuteremo, lo verificheremo, e poi c'è un dato importante. Noi abbiamo, in una riunione col ministro Barca, abbiamo deciso di recuperare 80 milioni di euro che sono fondi regionali, dei fondi POR, e destinarlo alla fase di progettazione di studio, e qui a carico di RFI, e quindi di intervento 80 milioni di euro per la linea ferroviaria ionica. E quindi tutto questo che va ovviamente da Melito alla Sibarite. Il problema per quanto riguarda le frane... il problema di Crotone, noi abbiamo messo, proprio oggi il presidente della provincia di Crotone che ho incontrato... Zurlo? Sì, e dovrò incontrare nei prossimi giorni, spero anche il sindaco, la prossima settimana, spero Peppino Vallone, che mi ha chiesto un incontro, e con il presidente della provincia abbiamo fatto il punto che so che questa mattina ha trasmesso le carte al Dipartimento Infrastrutture per una serie di richieste di interventi, perché avremmo individuato, come dicevo l'altra volta, una piccola parte di risorse che dovrebbero andare ovviamente al CIPE, e come ho detto l'altra volta non sono interventi immediati, sono interventi che potremmo fare in una fase successiva. Però intanto parte la fase di studio e di progettazione, quindi comunque di individuazione dell'intervento. Poi dalla protezione civile è arrivata una lettera che, rispetto ai disagi di novembre, credo novembre ultimo, ci sono credo tre province calabresi che saranno interessate da un finanziamento minimo di 6 milioni di euro, come dicevo prima, che è già un successo, non bastano per niente, però Crotone rientra tra queste tre province che sono state valutate, insomma, oggetto di intervento. Invece il contributo casa, Presidente? Contributo casa, questa è una normale procedura, un iter che segue le politiche sociali, quindi adesso... dicono che il problema è che non vengono... Qual è il problema? Beh, un attimo, prendi l'audio, anche perché hanno chiamato più volte la mia delegata. Abbiamo chiesto anche all'assessore Stillitani, abbiamo fatto questa domanda, però la risposta non è stata molto chiara. Tante volte la Regione destina le risorse, sì, e c'è una sorta di rallentamento, un iter un po' più lungo da parte dei comuni. Perfetto. Quindi non so se adesso il problema è tra sul il comune, livello regionale o se è sul livello eventualmente, periferico. siccome state segnando anche voi... Certo. Allora, senta, poi per quel ragazzo di Petronà, per il museo...
C'è stato un bando sulla rete museale che è stato presentato, credo, qualche settimana fa, insomma, dall'assessore Caligiuri abbiamo fatto questo bando, ma ci sono comunque una serie di attività legate appunto 5 minuti la mando, ultime 3 telefonate. Al Pronto? tema dei musei. Allora, volevo chiederle, intanto credo che questa... Intanto anche... anche rispetto a un argomento che abbiamo trattato l'altra volta, volevo dirti che ad esempio ieri, siccome io le mie battaglie continuo a farle, ieri a questo ufficio della mediazione, adesso una volta c'era una causa, adesso si fa la mediazione. Una volta tu potevi, per diffamazione, potevi andare direttamente in tribunale, la magistratura ordinaria, e fare, diciamo così, una denuncia per diffamazione. Oggi c'è la mediazione. O la fai sul livello penale o la fai sul livello civile. L'ho fatta perché, essendo che mi ha denunciato Principe a me, quindi stiamo discutendo. Quindi ti devi difendere in questo caso. Però lui sta facendo una causa temeraria e noi lo denunciamo per altri motivi. Questo è un problema. No, ma sai, alle volte si può può impiantare anche una causa, uno non essendoci neanche presupposti. Certo. Giusto? Certo. In questo caso lei di che cosa vuole parlare? No, in questo caso ti stavo dicendo, ieri all'ufficio della mediazione, che è questo nuovo, diciamo così, ente intermedio che tende un ad avvocato con le parti. Quindi questo ufficio, noi per la seconda volta, per un articolo diffamante nei miei confronti, da parte di chi? Da parte di una giornalista che si chiama Nerina Gatti. Nerina Gatti, e siamo stati, diciamo così, è stata convocata questa fase della mediazione, della conciliazione presso questo ISMED, credo che si chiami così questo ufficio, e dovevano presentarsi sia Nerina Gatti che il giornalista, direttore del giornale Paolo Pollichieni. Per la seconda volta non si sono presentati e quindi, insomma, come ti dicevo l'altra volta, io non ho alcun problema ad andare avanti. Credo che anche sia la giornalista che Paolo Pollichieni la stanno guardando. Sicuramente ha un problema lei con Paolo Pollichieni? No, forse ce l'ha lui con me, ma io non ho problemi con nessuno. I problemi articolo 21, i problemi di questa natura saranno risolti nelle sedi appropriate, opportune. Però perché ne ha voluto parlare dell'articolo 21? Di questa cosa? Perché l'altra volta abbiamo parlato proprio della questione legata agli editori, ai giornalisti. Stavo introducendo il tema che rispetto a una serie di attacchi che io ricevo da taluni mezzi di informazione, io procedo per via ovviamente giudiziaria, così come è giusto che sia, per difendere la mia, diciamo così, onorabilità, e questo mi sembra opportuno. Dico però, la seconda volta non si sono presentati, mentre poi ci sono tutta una serie di altre dato che lei ha aperto, mi ha dato il là, come si dice, ha aperto il caso degli editori, io feci un intervento neanche 10 giorni fa al Corecom, davanti alla sua presenza e quella di Tallarico, dove ho denunciato che molti editori sono con il cappello in mano. Quando ho inteso, non è che io ho voluto dire che tutti gli editori sono venduti al sistema della politica, ho voluto dire che molti di questi non fanno gli editori ma fanno la televisione per difendersi. La domanda che io ponevo a lei, al Presidente Tallarico, era questa: ma se per 30 anni molte televisioni non hanno fatto impresa e non sono riusciti in grado di fare una televisione seria e di portare avanti i progetti e quindi a questo punto adeguare anche i ponti in virtù dello Stato che chiede la digitalizzazione dei ponti, e quindi fare un discorso serio da uffici pubblicitari, dipendenti che non vengono pagati, tutte le situazioni che ci sono, e poi oggi si va a commentare attraverso, eccolo qui, questo è l'intervento che io ho fatto proprio al Corecom. Non è possibile sentirlo un attimino? Allora, lo facciamo sentire un attimino al Presidente, così io, visto che lei ha aperto il caso della Stampa, spesso purtroppo per colpa di molti politici devo dire che molti giornalisti non fanno